Il terzo incontro di cultura economica curato dall'IRSE ha visto la partecipazione del professor Francesco Marangon, che insieme a Michele Leon ha parlato di economia circolare, declinando la tematica sull'industria agroalimentare e turistica. Nell'intervista ad Emanuele Bonpan abbiamo già discusso il significato generale di economia circolare, ma come si traduce questo sistema economico nel settore agroalimentare? La circolarità dell'economia, che è un modo di rileggere i sistemi economici moderni in una chiave antica, ma che richiede molta innovazione, e parlare, direi in modo quasi naturale e ovvio, di agricoltura, di settore primario e forse anche di agroalimentare. Nella storia dell'umanità, se c'è stato un settore da cui siamo partiti e che aveva per sua proprio impostazione interna la circolarità come elemento guida fondamentale, e questa è stata proprio l'agricoltura. Esempi anche nelle nostre aree, nelle nostre storie, nella stessa mia storia che nasco negli anni 60, c'è proprio l'idea, il ricordo di un'economia agricola che aveva la capacità di mettere tutto in circolo, vuol dire la capacità di utilizzare le risorse in maniera efficiente, ma soprattutto la capacità di mettere di nuovo in un'attività successiva di produzione di beni quelli che erano gli scarti del passaggio precedente. Dobbiamo introdurre questo ragionamento non solo nella fase della produzione, ma anche nella fase di consumo. Ecco perché anche nell'evento all'IRSE ho pensato di proporre un tema dell'economia circolare e l'agroalimentare, per introdurre tutta la filiera dove il cibo e gli alimenti si inseriscono. Il discorso quindi non passa solamente nella attenzione all'agricoltura, ma anche alla trasformazione, alla distribuzione e soprattutto quello mi piacerà fare anche nei miei ragionamenti, quello dell'attenzione al noi come consumatori di cibo e di bevande e all'attenzione soprattutto alla nostra capacità, per esempio, di ridurre lo spreco. Un secondo argomento dell'incontro di oggi riguardava il turismo. I dati del 2017 sul turismo in Friuli sono stati confortanti, in particolare c'è un aumento nell'utilizzo degli agriturismi. Cosa ci dicono queste statistiche? In un recente convegno organizzato dall'ARPA Friuli Venezia Giulia sul tema del turismo sostenibile, ho avuto l'occasione proprio di parlare di questo tema e di partire proprio degli straordinari dati quantitativi che misurano il turismo sia a livello planetario che nazionale e anche regionale come un fenomeno in continua espansione, in continua crescita. Anche la nostra regione sta dimostrando che con i numeri di questo tipo, con gli arrivi, come si dice, cioè le persone che vengono a visitare la nostra regione, sono dei numeri confortanti, ma anche in questo caso è bene essere subito, quando ci sono queste situazioni sicuramente positive e sicuramente da sottolineare come importanti e valide per lo sviluppo economico e sociale della nostra regione, porsi subito il problema della sostenibilità. Una dimensione molto interessante del fenomeno turistico e della sua sostenibilità è per esempio la capacità di accoglienza turistica che hanno le aziende agricole. Questa è una bellissima dimensione di quella che in generale viene chiamata la multifunzionalità dell'agricoltura. Ora, questo è sicuramente un elemento molto importante per dare solide basi ad un'economia rurale delle imprese agricole che in certi casi si trovano in difficoltà, ma nello stesso tempo anche dare l'opportunità a adulti e a bambini di conoscere una realtà come quella rurale in maniera diretta, in maniera, si auspica, sostenibile, di modo da capire, grazie anche a una vacanza, da dove vengono i prodotti che mangiamo, le bevande che degustiamo e capire quanta fatica e quanta importanza c'è dietro e quale ruolo può avere l'agricoltura sostenibile, circolare, per garantire un equilibrio e una possibilità che questi sviluppi durino nel futuro. Quindi un turismo in sviluppo è importante, può essere una leva molto utile e fondamentale anche per garantire la qualità della vita delle generazioni future, ma la dobbiamo assumere subito come una dimensione che va inserita nel quadro di una società, di un'economia, di una realtà sostenibile che anche la nostra regione deve continuamente guardare con attenzione.